lo dico, lo dico non lo dico, lo dico non lo dico. Ermal Meta a me piace tantissimo. Odio le favole, buongiorno a tutti. Parliamo ancora del Festival di Sanremo. Lo facciamo con un altro appunto dei protagonisti che già conoscerete, perché lui, oltre ad essere un bravissimo autore, ha già scritto Pensate per Renga, Mengoni, Annalisa, Emma, Patti Bravo, Chiara, Sarcina, Clementina, insomma, e tanti altri. Ha anche partecipato già nel 2010 al Festival di Sanremo con La fame di Camilla. L'ho detto prima, lo ridico adesso perché mi piace tantissimo. Ermal Meta, ciao, buongiorno. Ciao, grazie mille. Ciao. Buongiorno, come stai? Molto bene. Ecco. Un po' raffreddato, però. Vabbè, quello penso. Fatelo passare però questo raffreddore, Vabbè, io ci provo, però. Senti Ermal, come stai vivendo questo ritorno al Festival di Sanremo, diciamo dal 2010 con La fame di Camilla ad oggi? Beh, bene, dai, è molto diverso, però è comunque efficace. È molto diverso perché in una band si tende a filtrare tutto, è naturale perché c'è un'energia fra diverse persone che tende a fare un po' da barriera, a schermare un po'. Questa volta sono, ahimè, solo. Vabbè, solo però che una bellissima canzone mi viene in mente a proposito della fama di Camilla, tornando un po' indietro nel tempo, un singolo il cui titolo era Storia di una favola. Adesso Odio le favole, ma ci sarà mai un nesso? No, il nesso non c'è se non nella consapevolezza che qualsiasi realtà è di gran lunga più interessante di qualsiasi favola. È la realtà più fantasia, più interessante e soprattutto è vissero felici e contenti dalle liste, cosa che vi sta anche antipatica. La tua direzione in questo momento, a proposito di Meta, ecco, tornando proprio al tuo nome, qual è? C'è qualcosa, la tua direzione in questo momento musicalmente parlando? Ma non lo so, la musica è come un mare, non ci sono strade, si naviga e la direzione lo decide il vento. Che bella frase. Senti, Grazie. C'è qualcosa che ti spaventa di questo Festival di Sanremo quest'anno? Sì, ho paura di me stesso, è l'unica cosa di cui ho paura. E parlando Perché invece... può succedere, insomma, che ci si convinca di determinate cose quando in realtà non sono così, quindi la mente fa sempre scherzi particolari alle persone. Parlando invece di artisti e di autori che ci sono al Festival di Sanremo, chi ti incuriosisce? Chi ti? Incuriosisce, c'è qualcuno, qualche artista, qualche big che ti incuriosisce particolarmente? Ma non vedo l'ora di ascoltare la canzone di Patti Bravo, della Divina Patti. Sono proprio in trepida attesa di ascoltare la canzone di Patti. Ho ascoltato quella del Zero Assoluto, mi piace molto, e quella di Clementino è molto molto bella. Le prove come sono andate? Come sta andando? Come questo palco del Festival di Sanremo? Beh, il palco è terrorizzante. Pensi che è stato calpestato, non sei lì, l'unica cosa alla quale pensi è che è stato calpestato da tutti, persino da Ray Charles, e quindi dici, ma che ci faccio qua? Però no, fantastico. Secondo me stai benissimo invece là, Ermal Meta. Aspettiamo anche l'album uscirà presto. Quando esce l'album? L'album esce su iTunes domani. Quindi perfetto. E in tutti i negozi il 12. Quindi avremo modo di ascoltare anche tutto l'album di Ermal Meta. C'è un filo conduttore in quest'album? Qualche chicca che riguarda l'album? Guarda, l'album non ha fili conduttori se non la sincerità delle composizioni. A me non piacciono i generi. Non mi piace fare un album che suoni uguale dall'inizio alla fine. Io detesto per definizione tutte le definizioni. Ecco. Quindi il mio album è fatto di 9 canzoni molto diverse una dall'altra. Noi ci sentiremo. Mi piace tutto, quindi cerco di metterci dentro tutto. Alla fine sono tanti figli, visto che comunque hai scritto tutte le canzoni, quindi comunque saranno dei figli messi tutti insieme, quindi voglio dire, non si possono fare neanche preferenze. Io ti chiedo un'ultima cosa, Ermal Meta, di fare un saluto a tutti gli amici in ascolto di Studio 90 Italia. Noi tifiamo anche per te, perché il tuo brano è bellissimo, quindi Odio le favole mi piace moltissimo, davvero. Quindi grazie per essere stato con noi e ci risentiamo al Festival di Sanremo, ok? A presto, ciao, e un saluto a tutti gli amici di Radio Studio 90. Ciao. Ciao, grazie Ermal Meta, in bocca al lupo, Odio le favole. Viva! Viva questo lupo, viva il lupo, dai, facciamo così. Viva il lupo, Odio le favole, lui è Ermal Meta
e noi siamo veramente contenti di averlo ospitato questa mattina su Studio 90 Italia, solo musica italiana, incrociando l'incrociabile. Vi ricordo anche che potete interagire con noi attraverso il nostro numero 380 19 33 500.